Nuovi posti di lavoro per i giovani residenti a San Donà di Piave. La Grand SRL, società specializzata nella Green Economy, ha promosso la campagna CO2 per incentivare il mercato del lavoro. Vediamo i dettagli del servizio di Eleonora Biral. In un momento di forte crisi e di carenza di posto di lavoro, l'azienda locale leader nel settore per le energie rinnovabili, la Cibina Engineering e l'amministrazione comunale di San Donà di Piave hanno varato un progetto rivolto ai giovani, un'opportunità lavorativa e la possibilità di sentirsi parte di un'azione dalla forte ricaduta ambientale. Si tratta infatti di promuovere un esempio di energia compatibile con un nuovo modo di vivere. Con il progetto CO2 si promuoverà infatti la sensibilizzazione verso l'uso di energie verdi. Si tenterà di spingere il cittadino ad un uso più consapevole dell'energia alternativa nel rispetto dell'ambiente e nel risparmio economico. Aperta solo ai residenti di San Donà di Piave, la selezione mirerà alla ricerca di nuove figure professionali che verranno inquadrate in ruoli diversi, dalla raccolta dati fino alla vendita. Noi cerchiamo delle figure commerciali dei sondaggisti per la sensibilizzazione rivolta alle tecnologie per il risparmio energetico. Partiamo da San Donà, poi ovviamente coinvolgeremo più altre amministrazioni possibili, faremo questa selezione pubblica con la formazione pubblica e coadiuveremo sostanzialmente un po' la Green Economy per il nostro conto, per la nostra azienda, ma anche per sensibilizzare un'intera comunità su queste nuove tecnologie. I candidati dovranno avere un'età massima di 35 anni, avranno un contratto della durata minima di 6 mesi prorogabili in base all'interesse dell'individuo nella prosecuzione della professione. Questa azienda da alcuni anni sta facendo le cose seriamente, sta lavorando in tutta Italia, ho chiesto quante persone hanno attualmente impiegate, mi hanno risposto 500 fra diretti e indiretti. Se non diamo fiducia a queste imprese non vedo a chi le dobbiamo dare. Le selezioni inizieranno da mercoledì 14 novembre e dureranno per 15 giorni, un'opportunità lavorativa e un punto di partenza per tutto il Veneto.